Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione live su Friuli TV. Apriamo subito con il discorso relativo ai rientri, perché questo praticamente è l'ultimo weekend di rientri per quanto riguarda le vacanze estive in Friuli Venezia Giulia e non solo. Per fare un esempio, i dati dell'ultimo weekend hanno registrato oltre 320.000 passaggi tra sabato 28 e domenica 29 agosto, con una variazione positiva del 2% rispetto al 2019 e del 40% rispetto al 2020. Nonostante i flussi siano aumentati, non si sono registrate criticità, in particolare sulla 23, Udine Sud e il nodo di Palmanova, laddove negli anni passati i vacanzieri di ritorno dalla montagna e dal centro Europa erano costretti a lunghe code. Tutto questo grazie alla costruzione della terza corsia che per 30 km ora si snoda tra il bivio di Palmanova e Albisopoli. Tra sabato 4 e domenica 5 settembre le previsioni di Autovie Venete stimano in 280.000 i transiti, dei quali più di 150 nella sola giornata di sabato. Livelli massimi di servizio del personale di esazione ai caselli dell'Isert, il punto più critico della rete, a Latisana, dove si stima il ritorno di oltre 20.000 turisti, visto il notevole afflusso registrato nelle ultime settimane, a San Donà, San Stino e a Cessalto. Attivi 24 ore su 24 anche il centro radio informativo, gli ausiliari alla viabilità e i servizi della manutenzione degli impianti tecnologici per qualsiasi tipo di inconveniente. Già tra la serata di oggi e la mattinata di domani potrebbero verificarsi rallentamenti e code in entrata e uscita all'Isert e in prossimità dei caselli delle località balneari. Resterà attivo il presidio di soccorso meccanico alla Tisana, Palmanova e Udine Sud. Stop alla circolazione dei mezzi pesanti tra le 7 e le 22 di domenica. Ci trasferiamo sul confine perché un passeur serbo di P le sue iniziali è stato arrestato nei pressi di Trieste dopo un inseguimento. L'uomo, alla guida di un'auto con targa slovena, non si è fermato all'alta di una pattuglia in servizio per un controllo stradale nei pressi del confine a San Dorligo della Valle. La fuga è terminata nei pressi del capoluogo, dove l'auto da lui guidata ha impattato contro una pantera della polizia. A bordo 4 turchi tra i 21 e i 23 anni, tutti risultati irregolari. Dopo le pratiche di rito, il passeur è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i 4 sono stati trasferiti nel lab di Fernetti per il triage sanitario e il successivo periodo di quarantena. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Andiamo a Udine. La Regione Friuli Venezia Giulia ringrazia, anche per l'impegno profuso durante la pandemia, il comandante uscente della Brigata Alpina Iulia, il generale Alberto Vezzoli, che con i suoi uomini ha solo pochi mesi fa riportato a casa a Venzone la bandiera di guerra dell'8° Reggimento dall'Afghanistan. Lo saluta con un mandi intriso di riconoscenza e dà il benvenuto al generale Fabio Maioli, che potrà trovare in Friuli un popolo orgoglioso dei suoi alpini. È il messaggio che ha voluto portare l'assessore regionale alle finanze a margine della cerimonia di avvicendamento, Barbara Zilli, nella caserma di Prampero a Udine, dove il generale Vezzoli ha passato il comando della Brigata Alpina e della Multination Land Force al pari grado Fabio Maioli. Nell'occasione l'assessore Zilli ha rimarcato il legame indissolubile tra il Friuli e la Giulia, un legame fatto di identità, fratellanza, aiuto reciproco che rimane intatto nel tempo, anche se cambiano gli scenari, la tecnologia, l'attività stessa della brigata, secondo l'assessore regionale, che non ha mancato di evidenziare i valori degli alpini, la lealtà, lo spirito di sacrificio, il coraggio e la fedeltà alla bandiera, in tempi di pace e in tempi di guerra. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina flash informativa del pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi per un altro live, chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.